Meglio di niente, perché almeno possiamo approvvigionarci. Anche a Montebelluna è ritornato dopo un lungo stop il mercato. La gente non si è fatta pregare e ne ha subito approfittato, anche se i commercianti sono divisi sul buon esito di questo esordio. Oggi come primo giorno non possiamo dire proprio che è andata male, però rispetto al solito no. Non è andata bene. La negatività nelle persone di uscire da casa, perché c'è molta paura ancora in giro. Molto fiacca. Rispetto al solito? Rispetto al solito, rispetto anche, forse anche per l'organizzazione che c'è stata. Infatti un po' tutti quanti dicono che non era tanto... Però dai, piuttosto di rimanere a casa. Anche massa bene, avevo paura che non venisse fuori la gente, invece nonostante che non fosse tanta informazione ha risposto bene, sia ieri a Castelfranco che oggi a Montebelluna. Nonostante tutto siamo anche soddisfatti, visto che si può lavorare non possiamo neanche lamentarci. Sì dai, abbiamo anche lavorato. Sì. Dopo 2 mesi Montebelluna aveva bisogno di mangiare un po' di pesce, di genere alimentare in genere. C'è stato gente, c'è stato movimento. Siamo tutti contenti perché bene o male la giornata è bella, si sono mossi, bravi. Ho visto gente in regola, con mascherine, guanti, quindi vi è stato un afflusso regolare, posso dire che è stato un buon inizio. Funziona tutto bene, noi veneti siamo ordinati, precisi, mascherina, guanti, disinfettante, per cui procediamo così. Bene, mi trovo molto bene, c'è poca gente, c'è un buon controllo e vedo che tutti quanti hanno le mascherine, hanno i guanti, rispettano le regole, per cui sono contenta insomma, perché almeno si esce fuori e si fa qualche chiacchiera a distanza. Marco, si è visto la gente che si conosceva? Andavo al supermercato vicino a casa, però non ha il pesce fresco, quindi adesso ci diamo da fare. Al supermercato c'è sempre abbastanza coda, per cui è molto più agevole, così è anche vicino, i prodotti sono buoni e naturali. E poi siamo affezionati. Tanti le attendevano. Tanto tempo che aspettiamo sto apertura perché ormai eravamo isolati e va bene così. Speriamo che tutto vada bene, che finisce sto coronavirus prima che si può.